Buongiorno, oggi è lunedì 3 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:16. La luna si leva alle 3:15 e cala alle 17:06. Oggi la chiesa celebra San Carlo d'Uganda. Il nome Carlo deriva dal tedesco e significa uomo libero. Fu usato fin dall'antichità in tutta Europa e portato anche da numerosi re e imperatori. Il 3 giugno si tiene la giornata mondiale della bicicletta per riconoscerne l'unicità, la longevità e la versatilità. La bicicletta è infatti in uso da 2 secoli ed è un mezzo di trasporto sostenibile, semplice, conveniente, affidabile, pulito e rispettoso dell'ambiente. È simbolo principe del trasporto sostenibile, trasmette un messaggio positivo e promuove uno stile di vita con un impatto positivo sul clima. Cominciamo con il re della commedia italiana contemporanea. Buon compleanno a Luca Medici, in arte Checco Zalone, che oggi compie 47 anni. Lo pseudonimo, che nasce dall'espressione in dialetto barese che cozzalone, ovvero che tamarro, significa insomma che zaurdo. Ha ottenuto successi strepitosi nel mondo del cinema, incassando complessivamente 220 milioni di euro e piazzando ben 4 film nella classifica dei primi 10 italiani di tutti i tempi. Viene ricordato anche per le sue molteplici imitazioni a personaggi pubblici come Giuliano Sangiorgi, Tiziano Ferro e Giovanotti. Ma oggi è anche il giorno in cui Rafael Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, compie 38 anni. Il suo stile difensivo, caratterizzato da colpi potenti e carichi di topspin, lo hanno portato a 21 vittorie nel Grande Slam e a una medaglia d'oro olimpica. Nadal è considerato il re della terra battuta, ma nel 2008 ha sorpreso tutti trionfando anche a Wimbledon. E infine un grande augurio a Claudio Lippi, che oggi spegne ben 79 candeline. Esordendo come cantante nei primi anni 60 e come conduttore radiofonico e televisivo nel 1972, Lippi ha condotto in TV programmi storici come Il pranzo è servito e Mai dire gol. Perché piangere? È un momento di gioia questo, è un momento di gloria. Con queste parole, pronunciate nel cuore di Piazza San Pietro, si è concluso il cammino terreno di Giovanni XXIII, il Papa Buono. In soli 5 anni di pontificato ha avviato un rinnovato impulso evangelizzatore che ha segnato la storia della Chiesa. Ma la sua battaglia è stata interrotta da un tumore. Il 3 giugno del 1963, all'età di 81 anni, ha lasciato questo mondo mentre stava concludendo la messa di preghiera. È risaputo che il girasole segue il movimento del Sole. Questo fenomeno si chiama eliotropismo e si verifica perché i fiori di girasole sono proprio sensibili alla luce solare. Durante il giorno questi fiori si orientano verso il Sole e seguono il suo movimento nel cielo. Durante la notte, invece, i fiori tornano a orientarsi verso est, in modo da poter seguire il Sole al suo sorgere. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi Mercurio entra in Gemelli, ridinamizzando tutte le dinamiche dello zodiaco. Vediamo come. Ariete, un Mercurio amico sicuramente, un Mercurio che vuole dialogare con voi e farvi soprattutto dialogare. È ora di tirare fuori tutta una serie di frasi, parole e pensieri che vi siete tenuti un po' dentro. Toro, Mercurio finalmente esce dai vostri gradi e seppure vi ha fatto riflettere molto, porterà la sua genialità nella seconda casa, quella degli affari, quelle delle cose pratiche, quindi analizzate bene la situazione perché c'è molta carne al fuoco. Gemelli, il vostro amato Mercurio entra finalmente nei vostri gradi e ritornate proprietari e possessori del vostro pianeta, che tra l'altro si espande toccando immediatamente Giove e dandovi una forte logorrea, oggi inarrestabili.
Cancro, la giornata di oggi prevede l'ingresso di Mercurio nel vostro 12° campo, un campo quindi che vi fa un pochino più pensierosi, più emotivi, ma assolutamente più captativi a livello intuitivo. Oggi ogni vostra sensazione sarà assolutamente di rilievo. Leone, la giornata di oggi inizia benissimo proprio perché è un lunedì che inaugura una settimana con un ritrovato Mercurio amico che moltiplica i vostri interessi, la vostra popolarità, la vostra capacità di relazione e soprattutto quella di fare nuovi ed importanti incontri. Vergine, Mercurio è anche il vostro pianeta, ma passando dai Gemelli il domicilio diurno tende a rendere un po' nervosi voi della Vergine, per cui questo Mercurio sarà un po' polemico e un po' tendente a creare tutta una serie di logorree laddove non avrete proprio desiderio che si verifichino. Attenzione al lavoro, più pratica e meno teoria. Bilancia, Mercurio inaugura una settimana decisamente ottima, proprio perché la capacità di dialogo e di mediazione è assolutamente espansa da questo Giove. Oggi finalmente si parla chiaro su molte cose importanti che hanno a che fare anche con l'ordine amministrativo e patrimoniale. Scorpione, ecco finalmente una bella notizia per voi, Mercurio esce dall'opposizione ed è il quarto pianeta dopo il Sole, Venere e Giove che si sposta dall'opposizione, rimane solo Urano, più liberi sicuramente di pensare, spaziare, agire e dialogare. Sagittario, inizia per voi invece Mercurio contro, spostandosi in Gemelli diventa vostro nemico, è in opposizione per cui tutta una serie di dialoghi dovranno assolutamente essere presi con le pinze, comunicazioni da lontano e soprattutto qualche persona che non sentivate da tempo si fa di nuovo viva. Capricorno, Mercurio abbandona la situazione di trigono, onde per cui tutta una serie di dialoghi, accordi e di parole date potrebbero non avere la ferrea tutela che hanno avuto finora. Probabilmente qualche cambiamento in corso d'opera con questa posizione nuova di Mercurio sarà possibile. Acquario, splendida notizia per voi, Mercurio in un bellissimo trigono assieme a Giove, Sole e Venere, più fortunati e loquaci di così. E oggi inizia una settimana con tanti nuovi passionali ed entusiasmanti incontri con gente anche molto interessante e con nuove idee, tutte da progettare. Pesci, l'esigenza di Mercurio in quadratura, spostandosi in Gemelli, ai vostri gradi imprime una voglia e un bisogno di essere un pochino più concreti, meno sognatori, ma sicuramente più analitici e razionali, anche perché spostando il focus su altri tipi di processi di valutazione sarete anche più critici, più capaci e quindi anche più efficaci. Diario del Capitano, data astrale 5928.5. Con queste parole inizia la leggendaria serie televisiva di fantascienza Star Trek. In 79 avvincenti episodi trasporta gli spettatori nel vasto universo dell'astronave Enterprise. Dal 1966 le avventure di Kirk, Spock e dell'intero equipaggio hanno affascinato milioni di telespettatori americani, fino a quando il 3 giugno del 1969 l'ultima puntata della saga originale ha segnato la conclusione televisiva di questa straordinaria avventura spaziale, passando al grande schermo. Oggi vi parlo di un proverbio che sicuramente conoscete. A caval donato non si guarda in bocca. Ma sapete che in inglese si dice allo stesso modo? Don't look a gift horse in the mouth. Perché la bocca del cavallo è così importante in questo caso? Allora vi racconto la storia. In passato l'età del cavallo era un fattore cruciale per il suo valore e si poteva capire guardando proprio all'interno della sua bocca. Ma come si traduce questo detto nella vita di tutti i giorni? Significa non fare troppe domande o analisi su un dono o su un favore ricevuto. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi presentiamo Alessandro Cagliostro, un uomo che ha attraversato le corti e le prigioni europee.
Si spacciava per un vero e proprio mago, capace di guarigioni miracolose, di trasformare il piombo in oro e addirittura, a detta sua, era figlio di un angelo. Ha anche dichiarato di poter soddisfare qualsiasi desiderio sessuale grazie a un sortilegio. Ma tutta una fine. E per Cagliostro è stata la prigionia nella fortezza di San Leo che lo ha portato alla follia. O forse l'ha solo confermata. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. E noi non vogliamo peccare di presunzione, ma una cosa è certa, vi aspettiamo domani con il nostro almanacco per iniziare insieme la giornata. A domani!